Massima allerta Ebola all'aeroporto Marco Polo di Venezia, da cui sono transitati gli 11 americani rientrati dalla Liberia lunedì e in quarantena alla base del DIN di Vicenza, solo il primo contingente. Dopo gli arrivi di lunedì ne sono previsti altri 2, 38 soldati mercoledì, altri 38 sabato. Una decisione assunta direttamente dal Pentagono, contro cui si scaglia il governatore del Veneto Luca Zaia. Noi confermiamo la nostra amicizia con gli americani, con gli Stati Uniti, però è altrettanto vero che il tema della quarantena me lo sono chiesto, io l'avrei fatta fare a casa loro, non capisco per quale motivo si debba annunciare una quarantena di militari che arrivano dalla Liberia qui in Veneto. Tutte le misure anti-Ebola sono già operative nello scalo di Tessera da tempo. Al Marco Polo il contingente è sbarcato da un aereo militare dopo aver subito un primo screening sanitario a Pratica di Mare. Da qui, sotto bordo, il contingente è stato fatto salire su un pullman guidato da militari americani che lo ha portato a Vicenza, escludendo ogni contatto con i civili. Massima la rassicurazione sullo stato di salute da parte delle autorità americane. L'isolamento per i militari e il personale diplomatico rientrato dall'Africa centrale durerà 21 giorni con controlli sanitari ogni 12 ore. Intanto a Musile di Piave, primo comune della provincia di Venezia, scatta l'ordinanza anti-Ebola. Chi chiederà ospitalità o residenza nel territorio di Musile dovrà produrre entro 3 giorni un certificato sanitario. Un certificato che attesti la sua buona salute, proprio per andare incontro a questo tipo di criticità che oggi ci sono rispetto a queste malattie infettive in senso lato, quindi parliamo non solo di Ebola ma parliamo anche di TBC, parliamo di scabbia, parliamo di epatite. Non un'ordinanza repressiva, continua il primo cittadino leghista, che spiega di aver raccolto l'appello lanciato da Massimo Bitonci, sindaco di Padova, ai colleghi della regione, e lo gira a sua volta postando l'ordinanza sul suo profilo Facebook. Ho messo una foto dell'ordinanza, mi sono arrivati non so quanti mi piace e quanti commenti, e molti di questi commenti dicono li passi ai sindaci limitrofi, quelli dei comuni limitrofi, e speriamo che anche i nostri sindaci adottino questo tipo di ordinanza.